Sono stati tanti altri ragazzi presenti quel giovedì 1° febbraio nella stazione delle Corriere di Castelfranco ad incastrare i 7 giovani bulli responsabili dell'aggressione ad un loro coetaneo e ad un altro ragazzo di 16 anni che aveva cercato di difenderlo. Nei giorni successivi, accompagnati dai genitori, ma molti anche da soli, si sono presentati dai carabinieri di Castelfranco per raccontare cosa avevano visto, ma soprattutto per consegnare i video che avevano girato. Un segnale che la maggioranza dei giovani non condivide la violenza e si fida delle istituzioni, che però devono dare risposte a queste situazioni, come ha sottolineato oggi l'assessore all'istruzione della regione Elena Donazzan, confermando che episodi come questo si stanno moltiplicando costantemente in tutto il Veneto. Perché il procuratore generale della Repubblica di Venezia un anno fa mi chiamò per dire: guardi assessore, che se dovessi prendere questi bulli e avere semplicemente l'equazione della pena che dovrei comminare, dovrei avere molte più carceri di quelle che ho, ma non è la soluzione quella del carcere. E allora dobbiamo interrogarci su quale soluzione. Certamente c'è un tema familiare, il problema sta nella famiglia e sta nelle regole che le famiglie non riescono più a dare. E allora, secondo l'assessore, le regole devono essere imposte dalla scuola, però senza sospensioni dalle lezioni. Io non credo che la sospensione sia una soluzione, anzi credo invece che i lavori da fare siano la soluzione. Vanno divisi tra di loro, a mio parere, perché la regola del branco è quella che li porta ad essere così violenti e a stare insieme spalleggiandosi, e quindi la prima cosa da fare è essere aiutati da dei pedagogisti che attivino dei meccanismi, ma anche di punizione, perché non può passare così. E la punizione deve essere qualcosa che si vede, cioè il lavoro socialmente utile davanti ai propri colleghi, ai propri compagni di classe, chiedere scusa davanti a tutti. Azioni che, ricorda l'assessore, sono già state fatte in altri istituti. Mi è capitato il ragazzo della formazione dell'alberghiero che ha dovuto rimettere a posto la ringhiera davanti a tutti, pennellare, pulire. Quell'altro che aveva invece sporcato i muri l'ha ridipinto. Quell'altro che aveva fatto, ragazza, un po' di bullismo, è stata mandata a fare i capelli, faceva la parrucchiera nella casa di riposo. È molto più educativo.